Alfonso Buscemi, segretario provinciale della CGIL, un anno è trascorso, un breve consuntivo ma anche una prospettiva della politica sindacale ad Agrigento in un territorio che purtroppo le classifiche vedono sempre giù. Sì, è stato un 2023 molto movimentato per le grandi difficoltà che ci sono state nel contrastare scelte politiche del governo regionale e nazionale che non hanno mai avuto a cuore il grande disagio sociale che c'è. Non si sono mai occupato dei poveri, bensì di povertà, quindi il reddito di cittadinanza fatto fuori, i contratti di lavoro scaduti da anni e non rinnovati, la grande crisi che sta attraversando la sanità pubblica. Di fatto stanno mettendo in campo una serie di iniziative che non c'è più il servizio sanitario come noi lo abbiamo conosciuto, molta gente fa fatica a curarsi, noi abbiamo problemi con le pensioni. Ad Agrigento abbiamo la pensione più bassa in tutto il paese, mentre noi abbiamo pensioni medie di 1.030 euro, in Sicilia sono 1.300 euro, al nord Italia 1.700 euro. Questa è la spia di come anche gli stipendi sono molto più bassi dalle nostre parti e di come i servizi sono inesistenti. Cosa ci auguriamo? Ci auguriamo maggiore attenzione verso gli stati sociali più deboli, quelli che più stanno soffrendo e soffrono. Noi continuiamo a perdere opportunità. Il PNRR sta diventando ormai un acronimo privo di significato dalle nostre parti. I comuni fanno fatica a mettere in campo una seria progettazione per dei finanziamenti per mancanza dei tecnici. Noi abbiamo Agrigento Capitale della Cultura 2025, sono passati quasi 9 mesi da quella nomination e noi ancora stiamo qui a capire chi deve gestire e come. Ancora la fondazione che dovrebbe gestire quelle risorse non vede la luce, noi ancora abbiamo un'amministrazione comunale che fatica a comprendere che chiudersi dentro una stanza non serve certamente a questo Paese, non ha fatto un incontro con tutti i portatori di interesse, con il cartello sociale che ha un ruolo e ha avuto un ruolo molto importante dalle nostre parti, con le organizzazioni sindacali. Quindi è un dramma perché vede i nostri paesi si svuotano, i nostri figli se ne vanno e se ne vanno certamente perché manca il lavoro, su cui le amministrazioni non possono dare grandi risposte, ma dobbiamo registrare anche che adesso intere famiglie se ne vanno via dal meridione, dalla nostra provincia, perché sono stanchi di questo andazzo, perché non hanno servizi pubblici di qualità efficienti. Se è vero come è vero che tutti Istat in particolare, ma tutte le associazioni che monitorano la qualità della vita ci dicono che noi siamo sempre gli ultimi dalle nostre parti, vuol dire che le amministrazioni debbono fare qualcosa in più per quanto riguarda la qualità della vita. Possono creare spazi pubblici, possono creare spazi per anziani, per giochi per i bambini, servizi di qualità, e allora questo lo debbono fare, noi lo pretendiamo. Agrigento Capitale della Cultura è una grande opportunità, spero che finalmente prendano atto la classe dirigente di questo Paese che noi portatori di interesse, associazioni, potremmo solo dare una mano e la finiscano di chiudersi dentro una stanza.